Sicuramente la DAD è uno strumento che rispetto alla didattica tradizionale ha una serie di importanti limitazioni e le abbiamo viste appunto durante gli ultimi 2 anni e quindi sicuramente la DAD è uno strumento che va utilizzato solo in situazioni di assoluta necessità. La DAD vista dal presidente dell'Ordine degli Psicologi Veneto alla vigilia della riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia. La preoccupazione è per uno strumento che ha dei limiti evidenti e che rischiano di aumentare i divari tra gli studenti. La DAD sicuramente presenta una serie di limitazioni importanti, in particolare nel lasciare ogni studente nella sua casa, nel suo contesto, con una riduzione di quelli che sono i collegamenti sociali e le reti sociali abituali all'interno appunto del gruppo classe. E questa è una limitazione importante. Oltretutto per i bambini più piccoli della scuola primaria, ad esempio, impatta anche in maniera importante sulle famiglie. I danni legati alla sospensione delle attività formative non sono immediati, chiedono anche 2 o 3 anni per emergere. I ragazzini che avevano magari delle difficoltà pregresse più importanti avranno un effetto negativo maggiore. Quelli che invece hanno buone reti familiari, non hanno bisogni educativi speciali e sono seguiti sufficientemente bene avranno un effetto negativo minore. Questi anni di pandemia hanno comunque mostrato come bambini e ragazzi abbiano maggior capacità di adattamento alle situazioni emergenziali degli adulti. Un supporto psicologico all'interno delle scuole potrebbe aiutare giovani e giovanissimi. Un progetto era stato attivato per lo scorso anno scolastico. Purtroppo da questo non tutte le scuole lo hanno riprogrammato. Una alternativa possibile poteva essere quella di ragionare su un tempo di 1 o 2 settimane di DAD ben organizzata in questo momento, in modo tale da passare e far raffreddare il picco epidemico dei numeri enormi dei 200.000 contagi quotidiani di adesso, organizzandole in maniera chiara, con un bel patto formativo con le famiglie e con il sistema scolastico, invece di trovarsi, appunto, come è probabile che ci si troverà in molte situazioni, già fra pochi giorni, con 1 o 2 positivi per classi, vista l'incidenza che c'è in questo momento a livello di popolazione, e di trovarsi in una lunga e complessa, confusa, caotica serie di situazioni di DAD eterogenee che attraverseranno trasversalmente il sistema regionale Veneto e tutto il sistema nazionale, creando molta più confusione, molta più ansia e molta più incertezza di quella che ci sarebbe stato con un patto chiaro e ben strutturato fin dall'inizio, ben focalizzato su un paio di settimane.